Nel 10° anniversario della sua visita a Lampedusa, Papa Francesco scrive all'arcivescovo Don Damiano e fa un appello alla solidarietà verso le rotte dei dimenticati. Città in festa per il suo copatrono, domani conclusione delle manifestazioni religiose. Ieri sera grande torta, ma i volontari di strada non ci stanno con le normative per la sicurezza e dicono snaturano la festa. Appello al Presidente della Repubblica Mattarella del Grande Ufficiale a Lotta, la scuola Bersagliere Urso non cambi denominazione. Mariamico denuncia il degrado della spiaggia delle Dune con un video. Agrigento, capitale della cultura, dice non può proporre questa immagine. Sora Optimist, identità e impegno, ieri attenzione anche ai cibi che proteggono la salute, successo per le ceramiche di Burgio a Cuba, 3 giorni di memoria per gli 80 anni dello sbarco in Sicilia dell'associazione Bersaglieri. E grandi novità per la squadra argentina, in arrivo anche uno sponsor italo-cinese. A tutti bentrovati dall'informazione di TV Notizie. In apertura, Lampedusa è sempre nel cuore di Papa Francesco. Oggi è stato reso noto il messaggio che quest'ultimo ha inviato all'arcivescovo di Agrigento, Don Alessandro Damiano, Monsignor Damiano, proprio in occasione del 10° anniversario della visita che ha fatto alle più grandi delle Pelagie. Ascoltiamolo. Oggi 8 luglio a Lampedusa, in occasione delle celebrazioni per il 10° anniversario del primo viaggio apostolico di Papa Francesco, è stato reso pubblico il messaggio che il Santo Padre ha consegnato a Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. In occasione della celebrazione a ricordo del 10° anniversario della visita a Lampedusa, desidero inviare a lei, ai fedeli dell'arcidiocesi, all'autorità e ai presenti il mio cordiale saluto. Sono vicino a voi con l'affetto, la preghiera e l'incoraggiamento. Carissimi, in questi giorni stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo. Siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti. La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di un'esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti. È la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l'altro. Sono trascorsi 10 anni dal viaggio che ho voluto compiere nella comunità lampedusana per manifestare il mio sostegno e la paterna vicinanza a chi dopo penose peripezie in balia del mare è approdato sulle vostre coste. Il consumarsi di sciagure così disumane deve assolutamente scuotere le coscienze. Dio ancora ci chiede: Adamo, dove sei? Dov'è il tuo fratello? Vogliamo perseverare nell'errore, pretendere di metterci al posto del Creatore, dominare per tutelare i propri interessi, rompere l'armonia costruita tra lui e noi? Bisogna cambiare atteggiamento. Il fratello che bussa alla porta è degno di amore, di accoglienza e di ogni premura. È un fratello che, come me, è stato posto nella terra per godere di ciò che vi esiste e condividerlo in comunione. Vi esorto perciò a non restare imprigionati nella paura o nelle logiche di parte, ma siate cristiani, capaci di fecondare con la ricchezza spirituale del Vangelo codesta isola, posta nel cuore del Mare Nostrum, affinché ritorni a splendere nella sua originaria bellezza. Mentre ringrazio ciascuno di voi, continua Papa Francesco, volto radioso e misericordioso del Padre, per l'impegno di assistenza a favore dei migranti, affido al Signore della vita i morti nelle traversate e volentieri imparto la mia benedizione chiedendo per favore di pregare per me. I volontari di strada sono contro le limitazioni alla sicurezza imposte ai festeggiamenti per San Calogero. Vediamo. Nessuno tocchi San Calogero, lo sostiene l'Associazione dei Volontari di Strada, che prende una netta posizione relativa alle limitazioni imposte dalle norme sulla sicurezza e che in una nota afferma di avere raccolto il grido di dolore delle fasce economicamente più deboli che esprimono come questo nuovo corso possa avere alterato il valore della festa più attesa dell'anno dalla totalità degli agrigentini. Baciare il santo, salire sul fercolo sin quasi a parlare
incontrarli, ringraziarlo per le grazie ricevute, sostare per ore sotto il sole cocente lungo la scalinata per attendere l'uscita, benedire, lanciare, distribuire i classici muffuletti, rappresentano non solo semplici emozioni e gocce di gioia, ma anche la testimonianza di una profonda e assoluta devozione verso il monaco calogero. Per 2 edizioni continuano i volontari di strada, quelle del 2021 e 2022. I fedeli agrigentini non hanno potuto godere appieno, causa la pandemia, dei momenti più suggestivi della festa, rispettando le disposizioni di legge. Ma oggi è l'emergenza sanitaria oramai superata, imporre prescrizioni secondo i volontari di strada e disposizioni attorno a una festa che mescola fede, religione e anche paganesimo appare uno scippo, uno sfregio alla identità culturale e popolare di noi agrigentini. Le tradizioni non si toccano, sottolinea la presidente Anna Marino. Le celebrazioni di San Calogero non vanno stravolte, le nostre tradizioni, conclude, vanno rispettate perché un popolo senza tradizioni è un popolo senza memoria e senza anima. Sempre in tema di San Calogero è diventato un appuntamento importante e attesissimo quello della buonissima mega torta di San Calogero, organizzata e elaborata dallo chef Rosario Mangione e Giovanni Mangione, che a capo di uno stuolo di colleghi provenienti da tutta la Sicilia ha realizzato sul sagrato della chiesa una maxi torta alla frutta di ben 500 kg ed è giunta alla sua 5ª edizione. Chef Mangione, ieri sera è stata una bella iniziativa, una mega torta di oltre 500 kg, cui tanti fedeli hanno potuto gustarla. Sì, ieri abbiamo fatto la 5ª edizione della mega torta di San Calogero, un evento che ha avuto veramente tanto successo perché c'erano migliaia di persone tutti a circondare la torta e vedere questo scenario, diciamo che è stato pure anche uno spettacolo dal vivo poterla realizzare. È una torta che è andata anche in beneficenza all'Unitas, quindi hanno raccolto, diciamo, €1, si pagava un pezzo di torta, era una cosa simbolica. La cosa più bella era anche perché abbiamo coinvolto i ragazzi che hanno la sindrome di Down, quindi anche loro hanno collaborato, hanno fatto questa torta ed è stata una torta di grande successo, tanti applausi, tanti apprezzamenti da parte anche di noi, perché sono anche chef provenienti da tutta la Sicilia, cioè dico chef di un certo livello molto alto, e quindi abbiamo fatto anche una bellissima figura. Una operazione complessa che, diciamo, per farla ci è voluto parecchio materiale. Ecco, sinteticamente penso ad esempio alle uova. Quante uova sono state necessarie? Allora, quante uova? Si parlano sopra le 2000 uova, però abbiamo fatto su per giù, che ricordiamo perché anche durante i lavori siamo un po' concentrati sul lavoro appunto per poterla realizzare. Abbiamo fatto noi circa 40 placche di pan di Spagna 60x40, più di 200 kg di crema, un 40 litri di bagno al maraschino, più di 150 kg di frutta. Comunque diciamo che la torta era esattamente 490 kg, perché abbiamo poi diciamo calcolato tutto quello che abbiamo fatto. E la cosa più importante, che ci tenevo a dirla, perché magari molti pensano che sono degli eventi, diciamo, che uno magari, diciamo, viene ripagato. La torta si è fatta anche grazie agli sponsor che credono a questa iniziativa, perché quest'anno c'era anche la possibilità di non poterla fare, quindi grazie agli sponsor che ci hanno sponsorizzato le materie prime, quest'anno siamo riusciti a fare la 5ª edizione. Pensiamo già alla prossima. Allora, la prossima, se ci saranno l'occasione di poterla fare, la facciamo. Ovviamente poi facciamo anche un tema molto diverso, perché ieri pure abbiamo messo anche delle angurie con tagli thailandesi, con varie tecniche di lavoro. Comunque la prossima è da studiare anche perché, dico, anno per anno facciamo delle cose diverse, facciamo delle cose innovative, e quindi speriamo di poterci riuscire di nuovo a fare anche la stessa edizione. Un ripensamento sulla possibilità che la scuola Bersagliere Urso possa cambiare denominazione ed essere intitolata ad Andrea Camilleri è qualcosa che sostiene il grande ufficiale Gaetano Allotta, che proprio per questo ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Una nota stampa ci è arrivata dal grande cavaliere avvocato Gaetano Allotta, inviata per conoscenza al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel comunicato stampa, cavaliere Allotta parla della vicenda del bersagliere Urso di Favara. Apprendo purtroppo in ritardo che dal mese di settembre prossimo l'Istituto Comprensivo Bersagliere Urso Mendola di Favara, in provincia di Agrigento, cambierà denominazione e sarà intitolato allo scrittore Andrea Camilleri. Premetto, afferma l'avvocato Allotta, che Andrea Camilleri mi onorava della sua amicizia e tra l'altro quando ero presidente della sezione di Agrigento della Lega Navale Italiana gli è stato conferito un importante riconoscimento come uomo del mare. Ho appreso però dai giornali che tale pratica, su impulso della preside, ha avuto tutti i visti, pareri, fino ad arrivare ad un formale decreto del Ministero dell'Istruzione. Avendo molti amici favaresi, continua il cavaliere Allotta, ho saputo che molti di loro non condividono questo cambiamento, anche perché il barone Mendola era stato un benemerito di quella città, noto a suo tempo in tutta l'Europa, mentre il bersagliere Urso numero uno dei 600.000 eroi che dettero la vita nel corso della Prima Guerra Mondiale e che meritano oggi rispetto e addirittura hanno perso la vita il 24 giugno del 1866 nella famosa battaglia di Custozza, ottenendo la medaglia d'argento al valor militare nel corso della terza guerra d'indipendenza. Come cittadino italiano, continua il cavaliere Allotta, sono orgoglioso di avere portato le stellette sottotenente di fanteria nel 56 al 58 e come appassionato di storia patria. E soprattutto non riesco a comprendere come mai la giunta municipale del comune di Favara e persino il Ministero dell'Istruzione abbiano potuto dare i loro pareri favorevoli. La lettera, conclude il cavaliere Allotta, si augura che ci sia un ripensamento prima dell'ormai prossimo 6 settembre. E Mare Amico sostiene che la spiaggia delle dune, lo sostiene giustamente, vada valorizzata perché si trova in uno stato di forte degrado. Ha realizzato un video che dimostra come è necessario cambiare rotta in vista di Agrigento, capitale della cultura. Mare Amico interviene oggi con un video di forte denuncia sullo stato di una delle spiagge più frequentate da agrigentini e turisti e lo pubblica nella sua pagina Facebook affermando che la città di Agrigento per l'anno 2025 ha l'esigenza di fornire alle centinaia di migliaia di visitatori che verranno una migliore immagine. L'associazione ambientalista si sofferma sul viale delle dune di San Leone, sostenendo che serve puntare sul mare e le nostre spiagge, il cui valore appare sottostimato e che invece potrebbero essere un importante supporto a favore di un'immagine di successo della città in vista dell'ambizioso appuntamento del 2025. Le immagini filmate da Mare Amico evidenziano il degrado della più importante spiaggia delle dune, nella quale acque di dubbia provenienza scorrono liberamente tra i bagnanti, mettendo in luce uno stato appunto di degrado e abbandono diffusi che certamente non depongono a favore di Agrigento e che in vista della fatidica data andrebbero trasformate in accattivanti e positivi esempi di buona gestione e bellezza delle nostre coste. È una pagina di politica, parliamo di PNRR, Edi Schein a Palermo ne ha parlato. Il PNRR è un'occasione utile e irripetibile per l'Italia che questo governo non può farci perdere con i suoi ritardi, i suoi dubbi e le sue modifiche di cui parla da 9 mesi ma di cui nessuno sa quali siano. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Palermo attacca il governo Meloni e parla anche delle infrastrutture che mancano in Sicilia. Intanto abbiamo l'idea che il PNRR sia un'occasione unica e irripetibile per l'Italia che questo governo non può farci perdere con i suoi ritardi, con i suoi dubbi e con le modifiche di cui parla da 9 mesi senza che ancora nessuno sappia quali sono. Quelle di cui si parla purtroppo riguardano anche il tema delle infrastrutture, c'è questo rischio anche in Sicilia e ci auguriamo che non sia quello l'intento visto che questa regione avrebbe
avrebbe bisogno di maggiori investimenti sulle risorse. Si parla del fatto che si potrebbero perdere le risorse sull'elettrificazione delle reti ferroviarie, così come abbiamo già duramente contestato il progetto di Ponte di Salvini. Al di là di quello servirebbe rafforzare anzi il trasporto pubblico locale e riuscire ad aiutare anche le famiglie più fragili ad accedere a quel trasporto. Ma il PNRR vuol dire anche nidi e servizi per l'infanzia, così come scuole per l'infanzia. Io credo che non si possa vedere il paradosso di un governo guidato per la prima volta da una donna che cancelli i fondi per i nidi previsti nel PNRR. Vorrebbe dire non considerare che alcune regioni del sud del nostro paese segnano i record negativi di occupazione femminile. Sappiamo che i nidi servono non solo a ridurre le diseguaglianze tra bambini, ma anche a sostenere fortemente l'occupazione femminile. Quindi siamo qui per ribadire tutto il nostro impegno insieme alle parti sociali. Abbiamo invitato organizzazioni datoriali, professioni, mondo sindacale, associativo, per impegnarci insieme per assicurare l'implementazione di questi investimenti che servono a migliorare la qualità della vita delle persone anche qui in Sicilia. Abbiamo avuto occasione anche prima ad Enna di confermare la nostra battaglia contro l'autonomia differenziata di Calderoli, che vuole dividere ulteriormente il Paese e rischia di aumentarne fortemente le diseguaglianze. Certo, le dimissioni di autorevoli esponenti da quella commissione e soprattutto le argomentazioni che hanno utilizzato sono argomentazioni che abbiamo utilizzato anche noi, dicendo che i livelli essenziali di prestazione devono vedere il pieno coinvolgimento del Parlamento, che invece Calderoli ha voluto scavalcare, perché si tratta dei diritti fondamentali delle persone qui in Sicilia per l'accesso alla sanità, per l'accesso all'istruzione, per l'accesso al trasporto pubblico ad esempio, quindi non si scherza con i diritti fondamentali delle persone. Così come non hanno messo una risorsa, non hanno messo un euro, come se non ci fossero da colmare dei gravi divari, quindi noi insisteremo per ostacolare in ogni modo l'autonomia differenziata di Calderoli. 1943-2023 sono 80 anni dallo sbarco ed è proprio un tema che sarà al centro di una serie di iniziative che ha voluto organizzare l'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Agrigento, iniziative che sono in programma dal 12 al 17 luglio e ce le racconta in questa intervista il presidente De Castro. Operazione Husky, 80 anni dallo sbarco degli americani in Sicilia per liberare l'Italia. Oggi una serie di iniziative che state organizzando insieme ad altre associazioni, diciamo, del settore. Ce ne parli, Presidente? Sì, l'Associazione Bersaglieri Agrigento già dall'anno scorso aveva pensato di commemorare degnamente l'80° dello sbarco e a tale scopo abbiamo coinvolto in questa operazione tutte le associazioni d'Arma e le associazioni culturali della zona. Abbiamo scelto come sede operativa di questo comitato il Circolo Culturale Empedocleo, gentilmente messoci a disposizione dal valente presidente del circolo, Giuseppe Adamo, che oltre a essere presidente del circolo, ci tengo a precisare che è un bersagliere. E uso non sbaglio il tempo del verbo, perché noi bersaglieri siamo sempre bersaglieri. Non esiste l'ex bersagliere. Il bersagliere esiste, il bersagliere in congedo. Parliamo in dettaglio di quali iniziative farete ad Agrigento? Sì, le iniziative che faremo ad Agrigento sono abbastanza complesse. Inizia il 12 luglio alle ore 10 con una sfilata dei mezzi militari originali. Dove, Presidente? Il percorso è previsto per la viale della Vittoria e via Atenea. Perfetto. Sfileranno del jeep d'epoca con divise dell'epoca. E alle ore 18 ci sarà la commemorazione ai caduti, per il bombardamento al Circolo Empedocleo. Il giorno 13, il giorno successivo, alle ore 17:30 ci sarà una solenne deposizione della corona al monumento dei caduti per ricordare i caduti di tutte le guerre e successivamente alle 18 ci trasferiremo al Museo Archeologico per l'inaugurazione di una mostra di cimeli, modellini inerenti allo sbarco. In quell'occasione si commemorerà anche il maggiore Guido Moccia, che è una medaglia
lui non è caduto vittima, però è stato gravemente ferito e ha ricevuto per questo suo atto di eroismo una medaglia d'oro al valore militare. Commemoreremo questo eroe alla presenza di una parente che viene appositamente dal Lazio. Il giorno 17 alle 17:30 ci sarà nell'atrio del municipio l'inaugurazione di un'elica. Si tratta di un'elica di un bombardiere italiano che è stato recentemente ripescato da sommozzatori nelle acque antistanti alle coste agrigentine. A seguire ci sarà una conferenza sulla battaglia di Agrigento. Anche lì ci saranno testimonianze e parenti di vittime della battaglia. Questo è quanto. Noi speriamo con questa nostra attività, con questa commemorazione, di tenere sveglio il ricordo degli agrigentini, che a me sembra, spero di sbagliarmi, che abbiano con troppa facilità dimenticato quello che è stata la battaglia di Agrigento, che è stata abbastanza cruenta e combattuta, perché se consideriamo che i potenti mezzi delle forze alleate che hanno sbarcato nella costa tra Licata e Gela hanno dovuto, per percorrere i pochi chilometri che separano Licata da Agrigento, 6 giorni. La battaglia è stata dura e cruenta. Devo dire che tutte le forze armate presenti si sono comportate in maniera eroica e i bersaglieri hanno avuto un tributo di vittime abbastanza importante. Noi ci teniamo a ricordare, ogni anno ricorderemo questo evento. Parliamo adesso delle ceramiche di Burgio che tramite l'associazione Pandora sono giunte a Cuba e sono state apprezzatissime nel corso di una esposizione tenutasi a La Habana. C'è stato un grande successo per i manufatti siciliani che anche in questo caso riescono ad imporsi per pregio e bellezza. Vito Ferrandelli, nella qualità di socio onorario dell'Associazione Culturale Pandora, ha consegnato alle ceramiste di Burgio delle botteghe Arcure La Gioiosa il catalogo della mostra di ceramiche Simbola, le cui opere sono state esposte presso il Museo della Ceramica Contemporanea della Habana a Cuba, nella quale sono presenti anche opere delle ceramiste di Burgio. Sono lieto di consegnare alle ceramiste di Burgio il catalogo della mostra Simbola, all'interno della quale sono esposte delle opere delle nostre ceramiste che testimoniano l'importanza della loro presenza in un contesto internazionale, e per questo io ringrazio la Presidente dell'Associazione Pandora, Anna Rita Fasano, e Surisdei Martinez, la direttrice del Museo dell'Arte Ceramica Contemporanea di La Habana, per averci dato l'opportunità di avere presenti nella mostra le nostre ceramiste e al tempo stesso di promuovere il Museo della Ceramica di Burgio. Siamo contenti che le nostre opere sono esposte nella mostra internazionale del Museo della Ceramica della Habana a Cuba. Ringrazio l'Associazione Pandora di avermi dato l'opportunità di esporre le mie ceramiche presso il Museo della Ceramica La Habana a Cuba. Certamente un evento culturale di carattere internazionale, svoltosi nell'isola dei Caraibi, che è scaturito dal contatto favorito da Vito Ferrandelli tra la direttrice cubana del Museo della Ceramica Contemporanea di La Habana, Surisdei Martinez, e la presidente dell'Associazione Pandora, Anna Rita Fasano, di Cava dei Tirreni, della quale fanno parte circa 500 ceramiste provenienti da tutte le parti del mondo, dalla Corea del Sud all'Iran, all'Argentina, agli Stati Uniti, al Brasile e tante altre nazioni europee. Un centinaio di queste ceramiste si sono incontrate a Cuba, dove oltre alla mostra hanno realizzato un workshop che ha visto interagire le artigiane e artiste nella realizzazione di lavori che sono stati poi consegnati al locale museo.
Nella settimana di eventi si è svolto un prestigioso palazzo dell'Havana un convegno dove Vito Ferrandelli, in rappresentanza ufficiale dell'Associazione Italiana della Città della Ceramica, ha portato i saluti del presidente e del sindaco di Faenza, Massimo Isola, e ha relazionato sulla ceramica siciliana e sul Museo della Ceramica di Burgio, sul quale, in coda alla relazione, è stato proiettato un video. Nei giorni della manifestazione a Cuba si sono svolti anche degli incontri istituzionali con la partecipazione di autorità cubane e anche con la visita dell'ambasciatrice italiana a Cuba Roberto Vellano. La direttrice cubana Martinez era stata a Burgio lo scorso anno, dove ha inaugurato all'ingresso del paese il Museo della Ceramica en plein air, nel quale sono esposte centinaia di mattonelle che testimoniano la ricca produzione pavimentale delle botteghe burgitane. Siamo noi, attività ed impegno è stato il tema di un incontro organizzato ieri dal Soroptimist Club di Agrigento, che ha siglato la fine delle attività per il primo semestre 2023. È stato un momento di riflessione sull'identità soroptimista e la mission del club per la tutela dell'ambiente e del buon cibo. Applaudito ed emozionante l'intervento della past presidente nazionale Mariolina Coppola. Il sodalizio è proceduto anche all'investitura di 2 nuove socie, Rosalinda Di Spinzeri e Valentina Cacciatore. La serata ha avuto termine con una conviviale realizzata con tanti alimenti a filiera corta prodotti dall'Hotel Baglio della Luna, il cui progetto di alimentazione sana e sostenibile è stato illustrato dal gestore e presidente di Confartigianato Giannofrio Pagliarulo. Questo mio momento durato un biennio, sta durando un biennio di presidente, mi ha concesso un grande privilegio, quello di entrare in rapporto con ciascuno di voi. Allora, in virtù di questo, ogni momento di incontro per me è un momento di grande gioia, perché ho avuto la possibilità di intensificare i rapporti di amicizia con ciascuna di voi e sentire quella che è la base del soroptimismo, proprio questa amicizia. Voglio ringraziare ancora una volta la nostra Presidente nazionale del Comitato Estensione, Jana Simpanen, che è qua con noi, che non ci fa mai mancare il suo saluto, il suo supporto e un occhio di particolare riguardo, perché siamo il suo club. Grazie Jana per essere qua, a te la parola per il saluto. È un momento storico, perché di solito la cena estiva, l'incontro estivo segna quasi la chiusura delle attività della presidenza. Stiamo affrontando invece con Margherita e con Giovanna Guercio come presidente nazionale una novità, che è quella dell'allungamento del biennio con l'anno solare. Quindi tutte le attività normalmente programmate per ottobre, quindi l'incontro con la nuova presidente, Adriana Macchi, con le nuove presidenti dai club, viene tutto slittato al 2024. Dal 22 al 24 di settembre a Pisa ci sarà il 125esimo Consiglio Nazionale delle Delegate, che sarà fondamentale per il futuro del Soroptimist International in Italia. Ed è bello che possa essere tu, past president, a istruirle, a accoglierle e così stare con noi qualche minuto per parlare di Soroptimist. Un grande onore, grazie a voi e grazie a Club di Agrigento. Mariolina, noi questo momento di confronto l'abbiamo voluto chiamare Wisdom Up from Woman. Siamo noi, identità e impegno. Allora io ti chiedo, chi sono le Soroptimiste? Una domanda molto difficile, soprattutto da spiegare a 2 nuove socie. Le Soroptimiste dovrebbero essere delle sorelle, la sorellanza è un argomento molto importante, che ottimizzano, cioè che riescono attraverso il loro lavoro sociale a incidere un pizzico nella società.
quindi noi lavoriamo chiaramente sull'advocacy, sull'empowerment, ma lavoriamo fondamentalmente sulla awareness, sulla consapevolezza, diciamo, a livello culturale. È dirigente medico di primo livello presso la nostra unità operativa di nefrologia, unità operativa complessa del nostro ospedale dal luglio del 2020. Ha conseguito un master specialistico post laurea di ecografia, parla correntemente l'inglese e il francese e oltre ad essere un'ottima professionista ha anche una bellissima famiglia. Pertanto penso che ci siano tutte le premesse per essere un'ottima soroptimista. Grazie Alessandra, grazie anche per aver letto con commozione questo profilo, perché c'è amicizia, quell'amicizia vera, sincera, bella, che è alla base del soroptimismo e che mi auguro che così come con te possa realizzare con tutte noi, con ciascuna di noi, così come è capitato a me con tutte voi in questo biennio di presidenza. Allora Valentina, intanto io tra poco ti darò il corredo di soroptimista, dimmi che idea ti sei fatta. Margherita, pochissime parole perché se no faccio la pelle di Alessandra. Sono felicissima di conoscervi e di entrare in questo sodalizio bellissimo che anche tramite Alessandra indirettamente sto conoscendo. Basta, magari nel tempo mi conoscerete un po' meglio. Sì. Grazie. Linda ha conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Palermo, dopodiché è stata assunta nel 1981, subito dopo la laurea, e anche lei molto brava come Valentina, e quindi è stata assunta in Banca d'Italia. Attualmente ha ricoperto la carica di direttrice senior. Ha avuto un decorso, ripeto, molto brillante. L'hai visto, questo soroptimista l'hai visto dall'esterno, perché l'anno scorso eravamo insieme, eri nostra partner, poi tra l'altro dall'esterno hai continuato a seguirci perché sei stata presente a diverse nostre iniziative, adesso ti trovi all'interno, che percezione ne hai? Mi ha colpito moltissimo questa attenzione al potenziale delle donne, delle singole, delle donne tutte insieme, che è un concetto bellissimo. Questa sera, ascoltandovi, ho scoperto che forse sono ottimista, lo ero da sempre, ma non lo sapevo. Sono molto contenta, orgogliosa di essere qui con voi. Spero di poter dare un contributo appunto a favore delle donne, della società in generale, ma delle donne che in questa nostra terra forse hanno bisogno più che in altri contesti. Quindi ben venga, sono contenta, ecco. Grazie Linda, siamo noi ad essere felici di averti tra di noi. Sicuramente con la tua esperienza avrai modo di dare un contributo importante al club. Grazie Linda. Quindi assolutamente in linea con quella che è una delle nostre mission. Portare Pagliarulo è cultura questa, e anche cultura accademica, mi consenta. Intanto grazie per l'ospitalità, perché è la prima volta che raccontiamo queste cose da Agrigento e secondo me nessuno di voi lo sa. Noi abbiamo rilevato pochi anni fa come gruppo una grande azienda agricola che si trova all'interno del parco archeologico, sono circa 40 ettari, ed è l'azienda più grande in biologico ad Agrigento. Contribuire a cambiare il mondo. Applaudiamola, grazie. E adesso ci fermiamo perché c'è la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. E adesso parliamo dell'interrogatorio di Matteo Messina Denaro e tutto contenuto in questo servizio. Nuovo interrogatorio per il superboss Matteo Messina Denaro nel carcere di massima sicurezza L'Aquila. Il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e i PM della DDA Pierangelo Padova e Gianluca De Leo sono volati direttamente nel capoluogo abruzzese per sentire per oltre 3 ore il capomafia arrestato lo scorso 16 gennaio.
È il terzo interrogatorio per il boss di Castelvetrano che in carcere sta anche curando il suo cancro. Nei mesi scorsi erano andati a sentirlo proprio il procuratore Maurizio De Lucia e l'aggiunto Guido, mentre un secondo interrogatorio si era svolto davanti al GIP Alfredo Montalto e al PM De Leo nell'ambito di un procedimento penale in cui Messina Denaro è imputato di estorsione aggravata. Ed è in quell'occasione che il boss di Cosa Nostra avrebbe cercato di sminuire la gravità di alcuni delitti commessi, come l'uccisione di Antonella Bonomo, la fidanzata del boss di Alcamo Vincenzo Milazzo. Venne assassinata pochi giorni dopo il compagno. Nel luglio del 1992 era incinta di 3 mesi. Davanti al GIP però Messina Denaro ha sostenuto di avere svolto ex post un'indagine che a suo dire avrebbe accertato che la ragazza non era incinta, come ha descritto Montalto nell'ordinanza di custodia cautelare di Laura Bonafede. Nella stessa occasione il boss delle stragi ha cercato di minimizzare le sue responsabilità anche per il caso del rapimento e dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, ammazzato quando aveva solo 12 anni. Non so che dirti. Non ho dato l'ordine di uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo, avrebbe detto il boss, scaricando così le colpe su Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci, con il quale ha sempre avuto rapporto conflittuale. Resta però top secret al momento il contenuto dell'interrogatorio di ieri. Messina Denaro finora ha mostrato così il lato più narcisista del suo carattere, ha negato ogni accusa che gli è stata mossa, lo ha fatto in maniera ripetitiva per recitare probabilmente la parte della vittima di un racconto a suo dire ingiusto, in cui è stato dipinto come un mostro, eppure ci sono le sentenze a certificare la sua crudeltà. In più, non ho vissuto nel salottino seduto con le ciabatte. Nei giorni scorsi il superboss è stato anche ricoverato nel reparto di urologia per un intervento non invasivo che, secondo quanto si è appreso dalle cronache, pare non essere direttamente collegato al tumore al colon con il quale combatte da anni. Io sono così, sono tipo un felino, cioè con me stesso. Il 62enne stragista, tra straordinarie misure di sicurezza, è stato poi ricondotto nel carcere di massima sicurezza della frazione aquilana di Preturo, dove è rinchiuso in regime di 41 bis dallo scorso 17 gennaio, giorno dopo l'arresto avvenuto a Palermo, al termine di una latitanza durata 30 anni. I medici comunque non escludono una seconda procedura. Il boss intanto è stato visitato anche dai medici del reparto di oncologia che lo hanno in cura da quando è arrivato all'Aquila. Si è trattato di una visita di routine, visto che le terapie sono programmate con le condizioni del paziente, che sono definite comunque stazionarie. L'ex superlatitante riceve la somministrazione di chemioterapia nel carcere di massima sicurezza, nell'ambulatorio ad hoc ricavato di fronte alla sua cella. IT Alert, ne abbiamo parlato in passato ed è un argomento che continua ancora ad interessare le cronache, perché la protezione civile, come sappiamo, ha testato il servizio e anche la risposta dei siciliani. Vediamo questo spot. Il governo nazionale, la protezione civile nazionale ha scelto anche la Sicilia come regione testing per questa informazione sulla possibilità di dare comunicazioni di eventuali situazioni gravi che possono realizzarsi. Abbiamo distribuito, secondo le direttive della nostra direzione sanitaria, attraverso sia delle informative visive che abbiamo messo davanti al pronto soccorso e anche davanti al reparto, e inoltre oralmente abbiamo avvertito tutti i pazienti che alle ore 12 avverrà questo messaggio di informativa da parte della protezione civile, che non deve spaventare perché è solamente un messaggio di tipo esercitazione. Lei l'ha ricevuto il messaggio? Sì, l'ho ricevuto stamattina, poco fa, verso le 12. Si è spaventata? Cosa ha pensato? All'inizio sì, mi sono spaventata, poi appena l'ho letto mi sono un po' tranquillizzata perché è un avviso. Ragazzi, avete ricevuto il messaggio IT Alert? Sì, l'abbiamo ricevuto. E cosa hai pensato quando l'hai ricevuto? Niente, sicurezza.
Signora, lei che cosa ha fatto quando ha ricevuto il messaggio? Niente, mi trovavo qui, l'ho letto e adesso lo devo anche attivare. Avete ricevuto quel messaggio in diale? Sì. Avete capito come funzionava? Sì. Praticamente bisognava cliccare e poi c'era una sorta di indirizzo e poi registrarsi probabilmente per avere forse delle informazioni più specifiche. Io stavo guidando, quindi sinceramente non ho approfondito, sono arrivato adesso. È andata complessivamente bene, ma lo diciamo sulla base delle osservazioni che abbiamo fatto ottenute dalle squadre su tutto il territorio, circa 50 postazioni in piazze, ospedali, stazioni ferroviarie, supermercati, ipermercati, sull'Etna anche su Stromboli, diciamo un centinaio tra funzionari, anzi di più di 100 tra funzionari e volontari che hanno monitorato la reazione della popolazione all'arrivo del messaggio e hanno anche raccolto le impressioni. Oggi è il giorno della tua laurea e hai ricevuto un messaggio di allerta, ma di un altro genere. Cosa hai pensato quando hai ricevuto questo messaggio? Allora, io già ero informato su questo messaggio, sapevo che sarebbe arrivato. Nel momento dell'arrivo del messaggio era appena finita la mia proclamazione, stavo scambiando gli auguri e subito si è sentito un unico suono in tutta la facoltà. Però, ero informato, quindi non mi sono spaventato più di tanto. Pensi sia un servizio utile per la cittadinanza? Sì, penso proprio di sì. So che già in altre nazioni è già in corso questa applicazione, questo software che fa arrivare un messaggio comune in tutta la nazione e quindi penso che sia un grande passo avanti. Mi sono preoccupata perché ho letto di un'emergenza e non ne sapevo nulla. Secondo me potrebbe essere utile in quanto anche chi non sa magari cosa sta succedendo nell'ambiente circostante viene comunque allertato e quindi si mette sull'attenti, quindi sì, potrebbe essere utile. Cosa ne pensa di questo sistema? Secondo lei può essere utile in futuro per calamità, catastrofi naturali o altro? Assolutamente sì, tutti noi siamo in possesso di un cellulare e di conseguenza un messaggio del genere può darci una mano per risolvere eventualmente un problema contingente. IT Alert sembra un servizio molto interessante, chiaramente dà l'opportunità al cittadino di scoprire le eventuali emergenze e di rimanere aggiornato. Il sistema del telefono poi mi sembra anche abbastanza intuitivo, rapido e anche abbastanza chiaro come messaggio. Adesso una pagina dedicata all'estate in viaggio presso l'isola di Vulcano. Voi avete un punto di riferimento importante. Quanti turisti, sono stranieri e quanti non stranieri quando quelli che arrivano da voi ad affittare la macchina, il motorino, prediligono il motorino, la macchina? Oddio, dipende, a giorni tutte macchine, a giorni tutte moto, a giorni bici, prendono un po' di tutto, sì. Quindi a lei le consiglio vengono decisi, voglio la macchina, voglio lo scooter? Sì, io dico bene o male vedo se il cliente è portato per portare magari il motorino o per la macchina, gli spiego l'isola, gli dico i posti dove devono andare. Poi avete anche l'officina? Sì. Quindi questo vi gioca parecchio perché avete i mezzi sempre in regola, no? Sì. Sempre pronti. Ma quando avete iniziato? Lei di dove? Di qua, di Vulcano? No, io sono di Pace del Mela, ma è già da 24 anni che stiamo qua a Vulcano. E quindi ha cominciato 24 anni col noleggio? No, il noleggio è da 13 anni che ce l'abbiamo. Con l'officina. L'officina, mio marito con mio figlio sono là che lavorano in officina, io e mio figlio piccolo lavoriamo Quindi lei qua. da casalinga è diventata imprenditrice. Chi lo doveva dire? Da cucire? E come si è trovata? Invece, perché prima cuciva? Cucivo, sì, mia mamma mi ha imparato così. E come si trova? Va bene. Cioè gestire una famiglia però, quindi la gestisce sia a casa sia qui, no? Sì, ce la faccio. Ce la fa? Sì. Ecco, come sta cambiando Vulcano? Perché abbiamo visto che sta cambiando un po'. Se i fanghi aprissero fosse pure buono. Com'è questa storia dei fanghi? Quindi è tanto che è chiuso. Quindi la gente che viene qua non trova più i fanghi, oppure non viene più quella dei fanghi? E quella dei fanghi sì, non viene più. O viene e se ne va alle acque calde, perché le acque calde sono pure accessibili e si accontentano, qualcuno si accontenta. Ok, chi invece prende in noleggia da lei o una macchina o lo scooter, qual è la meta? Gira tutta l'isola, cosa fa? Sì, può andare a 14 km da qua, si può arrivare a Gelso
Gelso è di nuovo spiaggia, ci sono 2 spiaggette carine, c'è pure la spiaggetta di Cannitello, la spiaggia dell'Asino, la spiaggetta Ma c'è stata pubblica. gente che si è persa? No, qua a Vulcano se si perde gli diamo l'Oscar. Si possono perdere se vanno a parte Roia, no? Però ora siete avvantaggiati con i telefonini, perché 20 anni fa il telefonino non c'era. Quindi se uno SOS chi va a trovare, o sbaglio? No, è difficile perdersi qua. Ok, questo è carino. Ma poi sta gente diventa amichevole, cioè la chiama al telefono e le manda una cartolina. No, la cartolina no, i messaggi tutte le mattine. Ah sì? Sì. Carino sto fatto. Sono contento signora, è contenta di questa vita insomma. Sì. E i figli continuano, bene. no? Sì. Tutti? Tutti i figli continuano questa attività? Perciò mio figlio è meccanico, piace il suo mestiere e penso che continuerà. Mio figlio piccolo, vabbè, lui è qua, è andato via per un po' di tempo, ora è ritornato, ora è già da un paio d'anni. Sembra che sia a che ora qua. chiudete? A che ora Alle 8, noi facciamo dalle 8 alle 8. Quindi Jolly Motor, perché si chiama Jolly? Jolly si chiama per la macchinina. Ah sì? Ho preso lo spunto del nome da lei perché è una 500 Jolly. Andiamo a vedere questa 500, guardate che carina. Ecco, queste sono le macchine che preferiscono, no? Le Meari, queste sì. aperte. Ma queste non le fanno più nuove, mi pare? No. No. Ora ne fanno una mini mock elettrica. Ecco. Questa è giusto? Sì. Ce la faccio la vedere, 500 magari. Jolly e da lei è partito il nome. Ma questa già camminava una volta? Sì, no, questa cammina. Ancora? Ah, è collaudata, cammina. Esce solo per i matrimoni. Ma vero, carina. Sì. Ma quando si è sposata lei non ce l'aveva? No, questa? non c'era. Ok, guardate che carina. Peccato, potevamo andare con questa macchina. La signora ci ha portati in giro, potevamo uscire con questa. Ok, allora vi lasciamo con questa macchina, signora. Ancora grazie, speriamo di rivederci presto. Restiamo in tema di estate con la Mari Sicilia Cup ad Augusta che propone un weekend di vela, sport, salute e passione per lo sport. Weekend di vela, sport, salute e inclusione è quello che si è svolto sabato 1 e domenica 2 luglio presso la base del Comando Marittimo Sicilia ad Augusta. La manifestazione è stata pensata per sottolineare l'impegno della Marina Militare nei confronti delle tematiche ambientali e della diffusione della marittimità, volta al rispetto e alla valorizzazione del mare, coniugato con un forte messaggio inclusivo verso i diversamente abili, sottolineato con lo svolgimento per il secondo anno consecutivo della regata dedicata alle imbarcazioni della classe ANSA 303. La Mare Sicilia Cup, regata d'altura inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Vela, è un evento velico organizzato dal Comando Marittimo Sicilia congiuntamente al Club Nautico di Augusta e con la collaborazione dell'Associazione Culturale ICOB e delle principali realtà istituzionali, imprenditoriali e commerciali della città megarese. Tra le 45 barche partecipanti, le imbarcazioni dello sport velico della Marina Militare, tra cui il Gemini con a bordo gli allievi della terza classe dell'Accademia Navale. Siamo partiti da Livorno per venire qua a Mari Sicilia per partecipare alla Mari Sicilia Cup e Xiponio Cup. L'equipaggio era composto da aspiranti guardia marina del terzo anno che hanno iniziato proprio qua la loro campagna addestrativa che finirà il 22 settembre a Livorno. Le 2 giornate di regate sono state molto interessanti con un vento ideale dagli 8 ai 12 nodi. Loro sono riusciti fin da subito a integrarsi nell'equipaggio e abbiamo fatto anche dei buoni risultati sia il primo che il secondo giorno. Nei 2 giorni di attività sono state organizzate iniziative culturali di valorizzazione del territorio, attività rivolte ai visitatori più giovani e agli sportivi, inclusi diversamente abili, e non ultimo di promozione con la presenza in numerosi stand sia della Marina Militare che delle altre forze armate e di polizia, come l'Esercito Italiano, l'Aeronautica Militare, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto.
Presente anche uno stand del gruppo operativo subacquei del Consubin che ha informato i visitatori circa le attività di istituto del personale appartenente alla categoria Palombari, che quest'anno festeggia il 90° anniversario dalla sua costituzione. I visitatori, oltre agli stand istituzionali presenti in prossimità del porticciolo, hanno potuto assistere alle attività dimostrative dei subacquei del nucleo SDAI di Augusta e dei reparti di volo della Marina Militare. Durante il weekend, presso la base aperta alla cittadinanza, si sono svolte attività sportive, dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli. Tra le manifestazioni sportive, particolare successo ha riscosso la gara podistica, che ha interessato il centro storico di Augusta e a cui ha partecipato un consistente numero di atleti. Particolare successo per il villaggio sanitario, all'interno del quale, oltre alle attività informative rivolte alla sensibilizzazione sulla prevenzione medica, questo è realmente importante, prevenire prima che curare. è stato possibile effettuare gratuitamente per i visitatori attività di screening per molteplici patologie. È stata resa possibile grazie all'impegno del personale dell'infermeria presidiale di Augusta in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di volontariato nell'ambito sanitario locale. Sono stati 2 giorni impegnativi e pieni di attività sportive, in particolare ovviamente la vela l'ha fatta da Regina, ma il tutto è stato improntato su sport e salute. Vi aspettiamo per l'anno prossimo. E adesso parliamo di calcio con l'Akragas che ci propone grandi novità, addirittura l'arrivo di uno sponsor italo-cinese. È stata una settimana intensa di contatti per la dirigenza kragantina che quasi quotidianamente si riunisce per organizzare un dovizia stage per i giovani da aggregare alla prima squadra ed organizzare anche il primo appuntamento con la nuova rosa di calciatori per l'inizio della preparazione. Nel contempo si è pianificato l'arrivo di un importante sponsor a livello internazionale. Si tratta di una grande azienda cinese che opera in Italia. Si chiama Italcine, che desidera coinvolgere i propri progetti nel territorio di Agrigento. Una rappresentanza della società guidata dalla signora Monica è stata già ad Agrigento e ha persino incontrato il sindaco di Agrigento Franco Micichè e l'assessore allo sport Gerlando Piparo per intavolare un gemellaggio con il comune di Agrigento. Cosa bolle in pentola non si sa, ma di certo qualcosa di positivo certamente. Per quanto riguarda il calciomercato, la rosa della scorsa stagione è stata del tutto smantellata ed è per questo motivo che l'ambiente è in fibrillazione, ma i recenti arrivi ufficializzati autorizzano ad essere particolarmente fiduciosi e ottimisti. I nomi sono di un certo livello ed altri sono in procinto di arrivare. Fortunatamente si è tenuto in considerazione il settore dei giovani giganti che si sono distinti la scorsa stagione. Tra questi la riconferma di Benny Baio, voluto a gran voce dai tifosi biancazzurri che hanno visto crescere il rampollo agrigentino. Baio, ricordiamo, è un classe 2003, è originario di Bivona, è stato giudicato come uno degli under più promettenti dello scorso campionato di eccellenza. Al momento si sta badando all'ingaggio di una rosa di giovani talenti di prospettiva che in un torneo di Serie D sarà di vitale importanza. In questi ultimi giorni si è provveduto a tesserare anche il giovane centrocampista Andrea Di Mauro, classe 2004, proveniente dal Città di Taormina, nel campionato di eccellenza Girone B ed è conosciuto dal mister Marco Coppa. Per il resto, magari più là, il calciomercato dell'Akragas si arricchirà di qualche altro elemento di grande spessore tecnico. Il tempo c'è e le trattative in atto sono in costante evoluzione.
Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e naturalmente alla nostra informazione che ritornerà puntuale lunedì alle ore 14. A tutti un buon weekend, per Agrigento di San Calogero, per gli altri sarà comunque un caldo weekend. Arrivederci.